Femminicidio di Giulia Cecchettin, chiuse le indagini della procura Turetta verso il processo. L'accusa è di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà. L'assassino accusato anche di stalking. Ho fiducia nella magistratura, ma nulla potrà riportarmi indietro la mia Giulia. Le parole di Gino Cecchettin, il legale della famiglia, pronti per il processo. Saranno celebrati sabato mattina a Jesolo i funerali di Roberto Balso, il tabaccaio trovato morto in casa. Intanto proseguono le indagini per far luce sulla vicenda. Dopo la rimozione delle scritte antisemite comparse al Lido, l'appello e il richiamo alla pace con la condanna del gesto da parte di Anolf Cisl, Venezia. In Veneto la media più alta d'Italia per malattie professionali è l'allarme della CGIL regionale in merito alla raccolta firme sul referendum per il lavoro. Gli universitari veneziani che da lunedì sono accampati negli spazi di Ca' Foscari, oggi pomeriggio hanno interrotto le lezioni per spiegare ai presenti le ragioni della loro protesta. Jesolo e Venezia si preparano all'estate con ordinanze antimovida nella località balneare stretta all'abuso di alcol e controlli a tappeto nei locali. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Questa è l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la chiusura delle indagini sul femminicidio di Giulia Cecchettin. Per la Procura della Repubblica di Venezia, Filippo Turetta ha pianificato nei dettagli l'orribile crimine, agendo anche con crudeltà, e si aggiunge anche l'accusa di stalking. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e aggravato anche da altre aggravanti, che sono in particolare di aver agito con crudeltà ed efferatezza. Non solo premeditazione ma anche crudeltà, una mente che ha agito con lucidità, quella di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto l'11 novembre scorso. La Procura di Venezia ha dunque chiuso le indagini svolte dai carabinieri, contestando al 22enne di Torreglia, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, oltre all'accusa di sequestro di persona, porto d'arma continuato e occultamento di cadavere. La decisione di contestare l'aggravante della premeditazione, motivo per cui non si potrà chiedere rito abbreviato, si è basata sull'attività riscontrata da Turetta nei giorni precedenti l'omicidio. Tutta una serie di elementi quali la ricerca dei luoghi tramite internet, acquistando il materiale necessario per immobilizzare la vittima, la cartina stradale necessaria per i movimenti, pianificando gli acquisti di beni strumentali che servivano per l'azione criminosa e proponendo inoltre, progettando nel dettaglio le fasi violente dell'appropriazione e quindi il silenziare la persona offesa. Con il nastro adesivo su bocca, mani, caviglie e ginocchia. E ancora la ricerca del luogo in montagna dove poter lasciare il corpo di Giulia e l'essersi procurato il necessario per sopravvivere. A Turetta viene infine contestato anche il reato di stalking. La contestazione del 612 bis 1 e 2, cioè avendo una relazione intrattenuta con la Cecchettin, non accettando la volontà di interrompere il rapporto affettivo, poteva in essere reiterate azioni moleste e minatorie. Questa è un'aggravante non da molto inserita nel codice, che peraltro, essendo precedente ai fatti, gli è stata contestata. Se il giudice per le udienze preliminari confermerà le accuse, si arriverà a un processo davanti alla Corte d'Assise più o meno verso la fine dell'estate, con la pena prevista che arriva fino all'ergastolo. Il passaggio davanti al giudice che deciderà sul rinvio a giudizio sarà anche la sede in cui l'avvocato Caruso, legale di Turetta, svilupperà le tesi della difesa. Il procuratore ha comunque ribadito che sarà solo la giuria a stabilire la colpevolezza del 22enne, che finora è stato sentito solo una volta dal pubblico ministero dopo il suo arresto. Noi abbiamo cercato,
come sempre si fa, peraltro almeno in questo ufficio, di essere il quanto più possibile obiettivi ed equilibrati nella valutazione dei fatti. È comunque una valutazione fatta dalla Procura e quindi queste valutazioni devono essere sottoposte in sede di contraddittorio con la difesa all'organo giudicante che dovrà valutarne la fondatezza. Una possibilità difensiva per Turetta potrebbe essere quella di chiedere ai giudici di valutare la sua dimensione psichica. L'ha dichiarato all'Agi l'avvocato Emanuele Compagno, ex legale del 22enne che lo seguì a inizio vicenda, poi sostituito da Giovanni Caruso. Parlai con Turetta in una lunga telefonata dopo che lo fermò la polizia tedesca, ha aggiunto aveva capito quello che aveva fatto, era disperato ed estremamente provato. Fin dal 2005, ha concluso Compagno, il disturbo di personalità è riconosciuto come un elemento che può ridurre in modo significativo la capacità di intendere e di volere. Quindi questa è la posizione dell'ex legale di Turetta. E ci sono poi le parole di papà Gino Cecchettin, che è stato intervistato telefonicamente dalla nostra Ilaria Marchiori. A meno che non riporti in vita Giulia, cosa cambierà nella mia vita? Qualsiasi sarà l'evoluzione, Giulia non tornerà. Sono queste le parole di Gino Cecchettin nel giorno in cui la Procura annuncia la chiusura delle indagini con i capi di imputazione nei confronti di Turetta, che avrebbe agito con premeditazione, crudeltà e efferatezza. Parole che pesano come macigni per un padre che ha perso la figlia da 6 mesi in un modo tanto brutale. Mi affido alla magistratura e agli avvocati che seguono il caso. Tutti godono della mia massima stima e fiducia. E sono anche convinto che il procedimento a me non darà particolari preoccupazioni e vorrei restarne fuori il più possibile, tenendomi un po' distante, perché penso che indipendentemente da come si evolverà il processo, nulla mi potrà ridare mia figlia. Ancora una volta non c'è rabbia né sete di una sentenza esemplare nelle parole di Gino Cecchettin, il cui obiettivo principale ora è portare avanti la memoria di Giulia. Quello che deciderà di fare la magistratura e gli organi competenti a me andrà sicuramente bene. Per me è giunto il momento di creare valore e andare avanti su altre cose. Ricordare Giulia è solo il mio unico obiettivo, e mantenere vivo il suo ricordo. Altro, la parte di processo, ripeto, a me interessa poco, pur facendo affidamento sulla giustizia, perché chiaramente ci deve essere, però tutto quello che ne verrà fuori io lo accetterò. Nel ringraziare procura e investigatori, il legale della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, fa sapere che ora ci si preparerà al processo come parte civile, perché Giulia, conclude, abbia finalmente giustizia. Si svolgeranno sabato mattina alle 9:30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo Paese i funerali di Roberto Basso. Il tabaccaio trovato senza vita, lo ricorderete, lunedì scorso nella propria abitazione di via Antiche Mura. Le esequie saranno officiate da Monsignor Gianni Fassina. Il rosario è in programma invece venerdì sera alle 20:30 sempre nella chiesa di Jesolo Paese. Roberto Basso gestiva la propria attività commerciale in via Verdi al Lido. Sul caso continuano le indagini dei carabinieri con un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Venezia per omicidio volontario. Nessuno al momento risulta iscritto sul registro degli indagati. Quindi l'addio a Roberto Basso sabato mattina alle 9:30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo. Sempre per la cronaca, i carabinieri di Teramo, coadiuvati dall'elicottero e da 2 unità cinofile del nucleo di Chieti, hanno eseguito a Teramo e Jesolo 15 misure cautelari personali. 11 persone sono state portate in carcere e 4 ai domiciliari. L'operazione, denominata Quei bravi ragazzi, ha stroncato una fiorente attività di spaccio i cui clienti erano in gran parte minorenni, abitanti a Teramo e nei paesi vicini. Secondo quanto si è appreso, il gruppo aveva radici in Abruzzo, ma le attività si estendevano anche al Veneto e al litorale. Dopo la rimozione delle scritte antisemite comparse al Lido di Venezia, l'appello e il richiamo alla pace con la condanna del gesto da parte di Anolf Cisl Venezia.
Nonostante la rimozione della scritta antisemita shock sui muri del Galapatoio del Lido di Venezia, comparsa lunedì 13 maggio, continuano copiosi messaggi di solidarietà alla comunità ebraica, anche veneziana, con l'immutato sdegno per la frase carica di tanto odio e inaccettabile violenza. Così anche dal presidente veneziano dell'associazione Oltre le Frontiere. La violenza non si risolve con la violenza, il suo accorato messaggio di pace. Abbiamo bisogno oggi di un mondo di pace. Abbiamo bisogno oggi di un mondo dove la convivenza pacifica deve valere dappertutto. E quindi noi come ANOF di Venezia, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, abbiamo dovere di lavorare in questo senso. Masser, che ha vissuto sulla propria pelle le barriere del pregiudizio, si appella ai cuori in cui alberga una terapeutica pace contro ogni forma di discriminazione. E chiediamo a tutti di lavorare in questo senso, perché oggi c'è bisogno della pace dappertutto, ovunque. I temi del lavoro in Veneto, la media più alta d'Italia per malattie professionali, questa l'allerta della CGIL. Il Veneto detiene il triste record della media più alta di quella italiana per patologie professionali, ovvero malattie che insorgono a causa dell'attività lavorativa. Cresce infatti nella nostra regione il numero delle malattie professionali denunciate con un più 19,47% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel dettaglio, quelle muscoloscheletriche passano a 984 del corrente anno rispetto alle 739 del 2023. 119 invece le malattie del tunnel carpale denunciate ad oggi contro le 89 del 2023, solo per citarne alcune, così dal report della CGIL Veneto 15 maggio 2024, per fare il punto sulla raccolta firme regionale per il referendum per cambiare il lavoro lanciato dal sindacato lo scorso 25 aprile in tutto il territorio nazionale. Siamo già a 10.214 tra firme cartacee e anche firme digitali, perché la novità importante è che i cittadini possono sottoscrivere i nostri 4 referendum anche attraverso una procedura digitale, attraverso lo SPIO, la carta di identità elettronica, che è molto semplice e veloce, e quindi insomma il numero di firme di giorno in giorno sta crescendo anche in Veneto. Cambiare il lavoro anche alla luce degli infortuni denunciati per genere ed età, con in aumento quelli della doppia forbice degli over 70 con il 20,9% e degli under 20 con il 12,3%, sempre rispetto al 2023 del già citato report. Prima di votare bisogna raccogliere le firme, la Costituzione prevede 500.000 firme per referendum, noi sicuramente le raggiungeremo, consegneremo tutto in Cassazione entro fine luglio, poi la Cassazione farà le sue valutazioni di legittimità rispetto alle proposte nostre e poi andremo a votare nel 2025 e lì tutti i cittadini italiani saranno chiamati a dare la loro opinione rispetto alle proposte che noi facciamo per un lavoro più tutelato, più sicuro, più stabile. Oggi pomeriggio interruzione delle lezioni all'Università Ca' Foscari di Venezia degli studenti pro-Palestina che già lunedì scorso, 13 maggio, avevano occupato prima il chiostro dell'Ateneo Veneto con tende e sacchi a pelo e poi il giorno dopo la sede di San Sebastiano. Oggi, mercoledì, giorno che ricorda la Nakba, cioè la catastrofe, ovvero l'intifada della prima guerra israelo-palestinese, gli universitari veneziani si sono presentati anche nelle aule per motivare con striscioni e microfono, lo vedete, a tutti i presenti le ragioni della protesta. Così dunque all'Università Ca' Foscari. Voltiamo pagina, Jesolo e Venezia si preparano all'estate con ordinanze anti-movida nella località balneare per eccellenza, stretta l'abuso di alcol e controlli a tappeto nei locali. Venezia e Jesolo si mobilitano per fronteggiare la movida estiva e garantire la massima sicurezza. La località balneare partirà già nel fine settimana con il presidio dei 5 accessi al mare, compresi tra via Bafile e via Alfredo Oriani. Saranno gli addetti alla sicurezza a sorvegliare, non si potrà entrare ma uscire. Si tratta di controlli, non blocchi, quindi ogni attività si potrà svolgere in tranquillità.
L'ordinanza sarà valida poi per tutti i fine settimana fino al 31 agosto, dalle 22 del sabato alle 4 di domenica. Tra il 14 e il 18 agosto sarà invece in vigore ogni giorno. Per quanto riguarda l'abuso di alcol, Jesolo risponde con più controlli sulle bevande servite ai minori e un potenziamento del regolamento di polizia urbana. Gli esercizi che non rispetteranno le regole rischiano multe da 25 a 500 euro, la riduzione dell'orario di apertura e la sospensione fino a 15 giorni. Per quanto riguarda Venezia, se l'ordinanza in preparazione comprende solo alcune zone della città come nel 2023, per il no alla movida si rischia solamente di spostare il chiasso ma non di risolvere il problema, in particolare per quanto riguarda la chiusura dei locali alle 2. Il comitato chiede infatti di anticipare all'1 e sospendere la cosiddetta zona franca dei 5 metri di pertinenza dove mancano i plateatici. Sulle rive si accumulano infatti rifiuti e sporcizia. Con Alessio Conforti andiamo a Portogruaro, dove c'è stata una riunione in municipio per i lavori di messa in sicurezza del campanile. C'è finalmente il cronoprogramma. Inizieranno indicativamente a fine gennaio del 2025, con una durata prevista di circa 20 mesi, i lavori di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea a Portogruaro. Il dettaglio è emerso nel corso del tavolo riunito in municipio alla presenza, oltre che dell'amministrazione comunale, dei vari enti coinvolti, ossia Soprintendenza di Venezia, Diocesi di Concordia Pordenone, Vigili del Fuoco e Università di Trento. Proprio gli accademici, che effettuano tutti i controlli periodici del caso, hanno informato che negli ultimi 6 mesi il monitoraggio ha confermato il trend di spostamento in corso e che i parametri rientrano nei limiti previsti. Il progetto di messa in sicurezza della torre campanaria attraverso il rinforzo delle fondazioni è in fase di ultimazione e verrà discusso nel dettaglio a metà del prossimo mese di giugno. L'obiettivo è quello di valutare i tempi del cantiere assieme alle attività economiche e ai residenti interessati. Ritorniamo in Laguna per i grandi eventi e congressi organizzati tra Arsenale, Casino e molto altro. Venezia si è guadagnata un altro primato mondiale. Venezia entra per la prima volta nella top 100 mondiale per numero di congressi ospitati, contribuendo così al primato assoluto italiano a livello europeo. Il turismo congressuale è un turismo di alto livello, di qualità, che porta in città persone altamente qualificate e preparate con alto potere di spesa. Il turismo congressuale muove una filiera economica molto lunga e molto profonda, che va oltre l'hotel e il ristorante, ma muove anche tutta la parte legata agli eventi, agli allestimenti, ai fiori, ai servizi tecnici, ai servizi audio, luci, televisioni. Ecco, è un turismo di grande qualità. Le città nel mondo fanno a gara per intercettarlo. Venezia ci è riuscita ed è cresciuta negli ultimi anni nella scala appunto delle città a livello internazionale. A certificarlo la pubblicazione del report annuale dell'International Congress and Convention Association, secondo cui il bel paese nel giro di 5 anni è passato dal sesto al primo posto, spodestando la Spagna. Un successo cui Venezia si è classificata all'84esima posizione per congressi e convegni ospitati nel 2023, garantendo un apporto non indifferente insieme ad altri 7 capoluoghi italiani. Nel 2023 infatti sono stati 19 i grandi convegni ospitati tra Arsenale e Palazzo del Casino, registrando quasi 10.000 partecipanti, dati a cui si devono aggiungere le decine di altri eventi del settore che hanno contraddistinto un'annata da record. A proposito di turismo, valorizzazione del territorio, una nuova pista ciclopedonale sul fiume Sile unirà Quarto d'Altino a Roncade via Portegrandi. Una passerella ciclopedonale da Quarto d'Altino fino a Roncade in un paesaggio mozzafiato e da sogno lungo il Sile. La passerella andrà a servizio del campus e quindi automaticamente ci saranno la possibilità per gli studenti e lavoratori di frequentare tutte le attività commerciali e anche le valenze paesaggistiche che Portegrandi stessa può dare. Progetto da 1.800.000 euro grazie all'approvazione della convenzione del Consiglio Comunale con H Campus, previsti anche un parcheggio scambiatore, la pista ciclabile, 9 alberi, la passerella da Portegrandi, frazione di Quarto d'Altino, fino a Catron nel Trevigiano appunto, cioè fino al campus studentesco già presente. Ricordiamoci che da Treviso arriva fino a Portegrandi e chiaramente l'unico passaggio che abbiamo verso Treviso è soltanto il ponte di Musestre, perciò rappresenta un'opera strategica fondamentale.
E da Venezia è tutto anche per questa edizione, c'è la sigla, subito dopo il meteo. Buona serata.